Bentornati e bentrovati cari amici a questa ultima puntata di questa prima stagione di Storie. È stata un'avventura interessantissima questa stagione perché ci ha portato a raccontare come siano nate tantissime dinamiche che conosciamo perfettamente nella storia, nella filosofia e nella letteratura del nostro tempo. Le abbiamo viste in nuce nel mondo greco, le abbiamo viste in nuce nel mondo antico, le abbiamo viste in nuce nel mondo dei popoli primitivi, le abbiamo viste in nuce nel mondo della preistoria e nelle origini del mondo. Abbiamo cominciato a raccontare l'uomo, abbiamo cominciato a raccontare la sua capacità di crescere, la sua capacità di costruire, la sua capacità di legarsi e poi lo abbiamo visto alle prese con la storia vera e alle prese con la prima grande riflessione su se stesso che è attraversata, è codificata dal mondo dell'epica, dal mondo di Omero e dal mondo della poesia, dal mondo di Esiodo. Esiodo e Omero sono i due grandi padri della civiltà occidentale, perché raccontano due parti di noi che sono fondamentali. Omero ci ricorda il bisogno che abbiamo di un padre, il bisogno che per lanciarci nell'avventura della vita che abbiamo di una paternità. Esiodo invece ci racconta il bisogno che abbiamo di noi stessi. Per lanciarci nell'avventura della vita abbiamo bisogno di noi stessi, di essere capaci di contare sulle nostre forze, sulle nostre energie, sulla nostra capacità di esercitare la giustizia. Un mondo senza padri è un mondo di orfani, un mondo senza figli è un mondo di totalitarismi infiniti e violenti. E questa è la grande lezione che ci deriva da questa grande prima stagione di Storie. Ecco, siamo arrivati al punto, siamo arrivati alla fine, già si intravede l'età classica, già si intravede un momento in cui l'uomo dovrà riflettere su questi due grandi elementi della sua storia, la capacità che ha costantemente di praticare la giustizia e il bisogno che ha costantemente di avere un padre per essere perdonato, per poter tornare a se stesso con umiltà e con verità. Questo sarà il cuore di tutto quello che andremo a vedere nella seconda grande stagione di Storie, dove racconteremo come la civiltà greca si è evoluta e ha portato nel mondo dei frutti e delle riflessioni che ancora oggi fanno parte del nostro modo di pensare e di agire. Io ringrazio tutti voi per la pazienza che avete avuto in tutte queste 128 puntate che hanno caratterizzato questa nostra prima stagione. Ringrazio Stefano della regia che ci ha aiutato sempre a vivere con semplicità e con verità queste nostre puntate e ringrazio tutti coloro che contribuiscono a fare questo programma. Un programma che cerca di raccontare non tante cose, la nostra storia attraverso la storia di tutti. Ci rivediamo presto.